Grazie dell'invito, naturalmente è un onore essere qui. Io ho un po' il compito di fare la voce critica che parte dalla storia, e parlare di storia in una piazza così è sempre un po' rischioso. Primo perché si corre il rischio di annoiare, secondo perché ci si espone alla critica che si parla di storia, cioè del passato, perché non si è in grado e non si è nelle condizioni di parlare del presente. In realtà non è così, perché è tutto il contrario, la storia è maestra di vita, a condizione naturalmente che sia storia vera, perché se la storia non è vera, è la storia sbagliata, peggio ancora una storia taroccata, la lezione che ne deriva non soltanto è inutile, ma corre il rischio di essere controproducente. E non avere studiato la storia del passato ci impedisce di leggere correttamente le questioni del presente. Io per esempio ho letto della meraviglia della maggior parte dell'Italia rispetto al referendum che è stato fatto sull'indipendenza del Veneto. Mi meraviglio della meraviglia, perché in realtà la popolazione italiana è sempre stata una somma di indipendenze e di autonomie che soltanto lo Stato centrale ha voluto soffocare. Nel 1848 Venezia si ribella agli austriaci, ma fa la Repubblica Veneta. Se il problema è essere indipendenti da Vienna per avere una propria autonomia, vale la pena di fare la rivoluzione. Certo, se bisogna sostituire Vienna con Torino, allora stiamo prima con Vienna. E se ci pensate, tutta la storia del Risorgimento è una storia di autonomie soffocate, perché anche Roma si ribella al Papa, ma fa la Repubblica Romana. E tutte quante le vicende che voi potete vedere in filigrana di tutta la penisola sono storie che evidenziano la radice culturale intimamente campanilistica. Il regno dei Borboni era un regno che aveva la capitale, il capoluogo a Napoli, ma non a caso si chiamava Regno delle Due Sicilie, perché la Sicilia aveva una voglia, un'esigenza di autonomia così forte che non accettava di essere semplicemente regno di Napoli, e nemmeno la Sicilia, delle due Sicilie, perché anche lì i siculi e i sicani, cioè la Sicilia occidentale da quella orientale, erano così diverse, qualche volta contrapposte, che ognuno voleva la propria autonomia, aveva la propria indipendenza. Si parlava delle Calabrie, perché la Calabria ionica dalla Calabria continentale non erano nemmeno parenti. Si parlava delle Puglie, perché Lecce con Bari non avevano niente da che spartirsi. Naturalmente tutto questo campanilismo corre il rischio di essere così autoreferenziale da diventare inutile. L'Italia al tempo del Risorgimento sembrava il paese di Arlecchino, ogni 2 per 3 c'era una frontiera da attraversare e c'era una moneta da cambiare. Tra l'altro soltanto lo Stato piemontese aveva una moneta decimale, gli altri avevano dei multipli e dei sottomultipli, per cui era difficile anche il commercio. La maggior parte della popolazione commerciava con la piastra turca, che era un po' il dollaro di allora, la moneta degli affari e anche un po' la moneta sporca. Quindi una semplificazione era persino indispensabile oltre che urgente, e infatti cominciarono a organizzare uno Stato federale rispetto al quale si trattava di abolire le frontiere e di individuare una moneta comune. Poi li chiamarono neoguelfismi, si trattava di dare la presidenza a qualcuno e qualcuno immaginò di dare la presidenza al Papa, anche se le teorie erano numerose. Per esempio, non so, Rosmini, che pure era un sacerdote, dice: ma perché dare la presidenza al Papa? Lui era piuttosto attratto dall'esperienza svizzera e dice: è meglio che ci diamo una presidenza a rotazione, itinerante. Adesso l'Europa la fa ogni 6 mesi, ogni periodo c'è uno di noi che fa il presidente, dà l'idea della collegialità e della eguaglianza. Avrebbe potuto essere realizzata un'Italia federale di questo tipo. Cavour, che aveva le capacità tecniche per farlo, a un certo punto si stanca e prende la scorciatoia, utilizzando da un lato l'aiuto naturalmente interessato che gli dà prima la Francia e poi l'Inghilterra, e fa con le armi ciò che altri popoli hanno fatto con la diplomazia. Mentre Cavour stava sterminando i suoi amici e tutti quelli che la pensavano leggermente diversa da lui, qualche chilometro più al nord, Bismarck stava organizzando uno Stato federale, mettendo insieme, smussando tutti gli angoli e tutte le difficoltà, al punto tale che i prussiani, che sono poi la madre della Germania di adesso, che è quella che ci fa disperare, alla fine ebbero 3 imperatori, perché si trattava di costruire la Prussia in amicizia, in accordo, con la condivisione e non con l'imposizione.
Hannover, che era il più antico dei Länder, non voleva rinunciare al titolo di imperatore. Monaco di Baviera, che era il più giovane e che era il più ricco, nemmeno lui voleva rinunciare al titolo di imperatore. E siccome un imperatore ci voleva, alla fine gli imperatori furono 3. Ma questo ti dà la dimostrazione di come lo Stato prussiano sia stato costruito mettendo insieme tutte le intelligenze per tenerle insieme, non con la guerra. Al punto tale che il Risorgimento, quando venne fatta l'Italia, non piaceva più nemmeno a quelli che l'avevano fatto. Il Sud, orgoglioso e ribelle, con un'armata che chiamarono di briganti, che spararono ai bersaglieri e carabinieri perché vedevano nei bersaglieri e nei carabinieri la divisa dell'occupante. Modena, nessuno parla dello Stato di Modena, ma i modenesi, la maggior parte, seguirono il loro principe e non accettarono di rientrare nemmeno quando l'Italia era ampiamente costituita. Tutti i nomi italiani che trovate da Innsbruck fino ad Hannover sono i modenesi che seguirono il loro principe e non accettarono l'Italia perché non accettavano l'Italia come veniva formata. La prima crisi di governo la provocarono i milanesi. Gabrio Casati, che era un eroe delle 5 giornate di Milano e che quindi era un patriota a 18 carati e non poteva essere messo in discussione, venne nominato, quando la Lombardia diventò, come dire, Regno d'Italia, nominato ministro dell'istruzione. Fu il primo a sbattere la porta, perché disse agli altri ministri piemontesi: ma guardate che non eravamo d'accordo così, eravamo d'accordo di mettere insieme le intelligenze degli uni e degli altri per cavarne il meglio. Gli istituti migliori vostri noi li accettiamo, ma voi dovete accettare gli istituti migliori nostri. Se voi semplicemente volete piemontesizzare la Lombardia, noi non ci stiamo più, e se ne andarono. E non piaceva più nemmeno al Piemonte, perché per esempio Costanza d'Azeglio, la mamma di D'Azeglio, che era la suocera del Risorgimento, la voce critica, scrisse: noi non possiamo stare con i napoletani perché è come andare a dormire con un lebbroso. Naturalmente la domanda è: perché non siete rimasti a casa vostra col piacere di tutti quanti? Il peggio però è successo ai Veneti, perché nel 1866, la cosa che stava raccontando lui, i Veneti combatterono contro l'Italia. Cioè la battaglia di Custoza la vinsero i Veneti, ma con gli austriaci, i Rovigoti, i Trevigiani, facevano divisioni contro la Marmora e Cialdini, due imbecilli calzati e vestiti, che con il triplo delle forze riuscirono a dividersi a metà e a perdere. A Lissa, l'ultima battaglia dei Veneti, fu vinta a Lissa perché i Veneti della provincia e i Veneti di Venezia facevano i marinai di Tageto e vincero la battaglia, e ogni colpo che sparavano gridavano Leon o Venezia, a seconda se erano veneziani di Venezia o veneziani della provincia, e vinsero. E Tagetov nell'ordine del giorno della vittoria disse che uomini di ferro, che erano i suoi veneti, su navi di legno avevano avuto vinta di una testa di legno su navi di ferro. La testa di legno naturalmente era Persano, che era ammiraglio, ma era di Vercelli. L'acqua più alta era il palmo delle risaie, non era neanche capace di nuotare. Avevano combattuto con l'Austria contro l'Italia, avevano vinto, e il giorno dopo si trovarono italiani. La cosa peggiore è che pagavano 11 lire di tasse all'anno, e le pagavano al governo austriaco, che per definizione è il governo dell'efficienza. Nel giro di 8 mesi le 11 lire erano diventate 33 e il passante di Mestre l'hanno avuto l'altro ieri. Naturalmente la stessa cosa è avvenuta anche con la Prima Guerra Mondiale. Lo stavo raccontando agli amici a tavola: gli italiani non avevano ancora sparato un colpo di fucile contro gli austriaci e avevano già fucilato 50 italianissimi di Villesse, che erano andati a liberare, perché la Prima Guerra Mondiale passa per essere la quarta guerra del Risorgimento e si trattava di liberare i popoli irredenti. Allora gli irredenti di Villesse, quando arrivarono i bersaglieri, furono interrogati e gli chiesero: dove sono i nemici? E quelli di Villesse dissero: ma no, siete i primi che vediamo. Li ha messi al muro e gli hanno sparato. E poi naturalmente è stato un calvario del quale Cavour ne porta naturalmente la responsabilità, ma tutte le piazze di tutte le città, di tutti i paesi d'Italia hanno una piazza Cavour, una via Cavour, un monumento a Cavour, che sarebbe anche ora di cambiare. Allora non è vero che la storia serve soltanto per i topi di biblioteca che tirano fuori cose polverose che non servono, perché è precisamente la storia ciò che permette di conoscere la politica, ed è precisamente dalla storia che nasce l'esigenza di indipendenza, perché sempre indipendenza c'è stata e sempre indipendenza è stata soffocata. In bocca al lupo.